A stora qui non t'avia stella sapete l'ora di Giuga. E l'ora non parla. E perché è l'ora di Sabianton. allora di bene. Salute a tutti, ringraziavi di secondo in via stella felice di ritrovare. Giochiamo insieme ai Sabientoni, accogliamo le nostre squadre di stasera. Prima di squadre, on a de la lumière ce soir sur le plateau. Illuminés, les Pouletti Chacamana, Jérémy, Stéphane et Anna-Livia. Salute, buonasera. Illuminelli. Illuminelli, per chi Illuminelli? Noi trabalhamos no mundo dell'elettricità in Ajaccio. Allora, per me, in centro, in Ajaccio, Stéphane lì stesso e Jeremy nella parte più tecnica che noi. Ecco, normalmente dunque parleremo dell'elettricità sino a fine dell'emissione. E on a des relations. A ringraziarvi di giocare stasera anche noi e contro la squadra di Corsican Business Women. Women, elles sont plusieurs. Elisabeth, Brigitte, Michel, salute. Salut. Cos'è il Corsican Business Women? C'est une association de femmes chefs d'entreprise qui sommes en Corse. Une trentaine d'adhérentes. Oui. Voilà, trentaine d'adhérentes. Ah non, 250 adhérentes. 250 Oui, plus de Ah oui, quand 250 adhérentes et on est à 20 au niveau du conseil 22 au niveau du conseil d'administration. Et en pleine préparation du second congrès, mais qui ne concerne pas que les femmes. Ça se passe quand? Le 24 mai à Corté. Donc ça ne concerne pas que les femmes chefs d'entreprise. Si, enfin, c'est-à-dire que c'est le deuxième congrès, parce que le premier nous l'avions fait à Ajaccio, et le deuxième congrès donc aura lieu à Corté. C'est le congrès des femmes chefs d'entreprise corse, et évidemment vous êtes tous invités pour venir voir et participer aussi aux ateliers que nous allons organiser, les conférences que nous allons organiser sur la thématique donc de l'économie en Corse sur le spectre féminin. Et donc, elles sont nombreuses. Hein. On vient de l'apprendre. J'imaginais pas qu'il y en avait autant. Et il y en a beaucoup plus que ça pour l'instant. Voilà. Nous sommes pas tarder à vous rejoindre alors. Mais avec grand plaisir. A me Sabientona, a me. Dia Patrizia, Gatacega, salute. Capite? La Sabientona dell'emissione, non so mica io. Una donna, eh? Di sicuro. Ma io senza voi non so più nulla. E ora. Sapete? Ma se non avete mica risposto, io di no, eh? Bon. Allez, giochiamo a raffica. Giochiamo a raffica. Mettete le mani, non tu funzo. Allora, di semplice, il primo che picchia è quello che risponde. Rispondete, beh, pigliate 20 punti. Voilà, semplice, eh? Prima domanda. Ça commence bien. Quanto fogli ha un trefolo che porta fortuna? Tocca a voi. 4. Risposta una. Chi è un nome di casa di campagna di famiglia di Nabulio in Ajaccio? I Mileli. Risposta una. Un peu de littérature ne nuit pas, bien au contraire. Qual è l'autore di l'opere À la recherche du temps perdu ou du côté de chez Soigne? Proust, non Marcel, oui, c'est lui. Oui. Risposta una. Ça fuse aujourd'hui. Secondo l'uso, chi piatto si mangia per Santa di lavasina? Ah là là. Je sais ça. Je l'ai laissé Bastia. À la vasine, qu'est-ce qu'on mange? Bella vasina, cosa Oui. si mangia? Non, Oui. on l'a été mica. Oui. Oui, mais non. Oui, mais non, mais. Oui, mais non. Mais et tripette. Et tripette, yeah. Ah, i tripette. Tant pis. L'ultima domanda di Sarafica. Chi corsa di cavalli è una famosa giostra tra i quartieri di città di Siena in Toscana? A corsa di cavalli in Toscana, in Siena, come si chiama?
Aïe, Je oh. connais en plus. Hein. Non, je le sais, mais là j'ai un trou vraiment. Oh, c'est affolant. Non? Ah là, C'est Alors. c'est la course de chevaux qui est ancienne. Mais le Mais nom oui, m'échappe. Un indice? il nous film di James Bond. oui. Piazza del Campo. No? Si chiama Il Palio. Ah, voilà, Il Palio. Il palio di moi, Piazza je del Campo, conosciuto da un mondosano. Bon, 20 punti sorpresi. Siete in testa con 40 punti, brave. Continuiamo e giochiamo a Varia Via. A Varia Via, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena e rispondete bene, pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi cacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. Cominciamo con la squadra Illuminelli. Allora, la domanda è poi dopo le proposte di Patrizia. Per ceux qui aiment manger. Chi pezzo di uborco Giove per fa a pancetta? Allora, a pancetta si fa gubetto, cuabanza o gugollu? Gubetto, À mon avis, hein. Oui. a pancetta, cubetto, cuabanza o cugollu? Riflettete bene. Riflettete bene e rispondete. À mon avis, la Moi, c'est logique. ça, hein. On est d'accord? Moi, c'est Allez, ça. vas-y, allez. Tocca a chi rispondete? Allez. Avanza. A panza, perché a pancetta è una piccola panza. Et Può essere logico, ma no. No? No, no. No, Upetto, gubetto. ubetto. Arise. Era una trappola, No. ce la fa piano, Non dire una trappola, come tutto, eh. Il y avait un piège. Cuabanza di uburcello si fa entre. Avanza le- bien, vede, entre con l'erba e il sangue. Per che festa ebraica si celebra l'esodio di giudei d'Egitto? Tra Allora, tra Hanukkah, Yom Kippur o Pessah. quelle fête hébraïque célèbre l'exode des Juifs d'Égypte? Hanouka, Yom Kippour ou Pessah? Alors, aucune idée là. Au hasard. Datene una, non Une sur trois. Ouais, on va dire Yom Kippour qui est le plus connu, mais bon, c'est pas Le Yom Kippour. Voilà. C'était ni Yom Kippour ni Hanouka, c'était Pessah. après ça, voilà. Non, on ne savait pas. Pessah qui s'assomiglia a Pasqua cristiana e che celebra dunque la liberazione di giudei di Beto ai faraoni egiziani. E dunque allora Gesù, l'agnello di sicuro, ma di noi, elli non mangiano mica roba levidata. Mangiano tutto azimo, o bene azimo, e tutto, ecco. Dunque, una bella festa. Continuiamo ancora appena di storia degli anni 80. Allez, ça va. Chi cancelliere tedesco piglia François Mitterrand appella a mano a Nantes un famoso ritratto di 1984 per simbolizzare la pace tra la Francia e l'Alemagna. Tra Allora, tra Helmut Kohl, Helmut Schmidt o Gerhard Schröder. Ah, c'est cette photo qui a fait le tour du monde. Helmut Kohl. Kohl. Oui, oui. Kohl. Oui, oui. Moi, Kohl. Helmut Kohl. Helmut Kohl, photo qui a fait le tour du monde. 1984. Risposta buona. Vous n'étiez pas né, vous, c'est pour ça. Davanti all'ossuario di Duomo. Duomo era stato un paese distrutto durante la guerra e dunque hanno fatto una lastra commemorativa e sto ritratto ha fatto il giro del mondo. L'ultima domanda di Savaria Via. Chi città corsa ha accolto il famoso pittore Fernand Léger al principio di un secolo XX? Tra l'isola Ajaccio o Bonifacio? Quelle est la ville de Corse qui a accueilli le peintre célèbre Fernand Léger au début du XXe siècle? On va dire Isola. Parce que vous le savez. Parce qu'on le sait. Ah, il faut avoir de l'assurance, vous le savez mieux que personne. Vous êtes chef d'entreprise. Exact. Donc on dit l'isola parce que c'est l'isola. Risposta buona. Allora, Zisa,
ai principi di un XX secolo, la gente veniva a curarsi in corsica per l'aria, per i bagni. Dunque, legge è giunto in corsica 2 volte, in 1906 e in 1908 a curarsi, giusto appunto, e era dunque all'epoca impressionista. E poi dopo è diventato, dice radio, impegnato in un corrente cubista e quando lui si è impegnato in questo corrente qui ha distrutto tutte le opere impressioniste. E avevamo quantunque un'opera cubista di legge che è quantunque uno dei puntelli di suo movimento qui che rappresenta un convento di Belgudè. Ecco, alla fine l'opera non è mica qui, ma è quantunque un'aspirazione di Corsica. E dopo questa varia via, siete sempre a tocca a tocca, 40 punti, 60 punti, bella partita per ora. E ora è l'occasione per me di salutare 2 collègues qui sont con noi stasera in un pubblico. On va saluer le collège Fesch qui est avec nous ce soir. Salute! Non sono mica sole. C'è anche un collegio di Baleoni di noi. Salute! Parlando di collegi, è l'occasione per noi di rammentarvi che tutti in Marcuri c'è una giustra, i sapientoni, i zitelloni. Cioè adesso una bella finale a un mese di giugno. Continuiamo e giochiamo a Trappola. Buon sapete ciò che è a Trappola, domande preparate dai nostri candidati. Dunque, ora cominciamo con la squadra Illuminelli, ha été preparata una trappola, dunque rispondano i be, pigliano i 40 punti. Rispondano i mica, ripigliati 20 punti. Prova. C'est donnant. Bon, avete capito che lavorano l'elettricità. Cu Livia, a Nantes chi altra comuna, è costruito un madrale di Urizzanese. Avec Lévis, sur quelle autre commune est construit le barrage du Rizzanese? Barrage du Rizzanese. Sur une autre commune. Lévis et D'où elle est, Marilou? Elle est dans. Eh bien, elle est de là. Ah, c'est dans le Niolo. Non, Elle est de non, là. de l'autre côté. Parce que je vois pas le. Lévis, le Rizzanese. Les Ouais. Rizzanese. En bas. Non. Ah zut, j'ai oublié le nom du village. No, C'est un village. C'est un non village. l'avete mica. La No. comuna. La comuna. Nagomuna. La comuna di Surbuda. Ah, Eh oui, Sorbola. Sorbola. Ah, 20 punti sorpresi. Allez, tocca a noi. Zabiumi. Ah, là là. Maintenant à vous. Una zappi manqué, hein. Non, non, mais elle est pour toi, celle-là. Regarde, tu paries. Oui, elle est pour toi. Je suis sûre que- Parliamo di donne. Ah, tu vois, je te dis. Chi è la particolarità di Russia? Valentina Tereshkova. Eh oui. La particularité de la femme russe Valentina Tereshkova. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme particularité? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme particularité? Hein? C'est le plus riche du monde. Ah, par rapport à ce qu'elles sont. Nous, c'était par rapport à l'électricité. Donc, par rapport à ce qu'elles sont. Première chef d'entreprise, première C'est ministre. rivelé, t'as vu? Ouais. Ça doit être un truc comme ça. Eh oui. Je sais pas. Tout ça pour répondre au hasard. Ouais, mais c'est quand même pensé. C'est du hasard, mais pensé. C'est du hasard réfléchi. Merci. En fait, c'est une cérémonie d'invocation. tu sais. Chi è la particolarità di Russia Valentina Tereshkova? Bon, sia la conoscete sia non la conoscete mica, donc umilite. La première femme russe au sein du gouvernement russe. C'è stata una bella riflessione C'est con bien, tu, ouais, ouais. perché c'è stata la prima, Première. è vero, c'è stata la prima, ma c'è stata la prima donna a andare in due spazi. Il suo primo volo era in 1963, il y a 26 anni. La première femme russe dans l'espace. On était sur la voie. Ah, bravo, bravo pour cette réflexion. Allora, non c'è maniera, 60 a 80, sempre a un tocca a tocca, allez. Ma vai, mo la giocare, uscia pa capo.
Allora, o Chapacà, poi cerchiamo tanto una personalità, tanto un loco, bon, dipende di essere. Quattro indizi, il primo indizio, ti hai la risposta, pigliati 60 punti. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Se ti hai un'idea, picchiati, fate la vostra proposta, rispondete bene, pigliate i punti, vi sbagliate, vi cacciamo un'onda. Dunque, tutto ciò che la vi passa in capo, volete dire. Primo indizio, anche Patrizia. Sono nato in Italia nel 1955 e ho studiato per diventare veterinario, ma ho trovato presto che la mancava di gusto a mia vita, allora ho deciso di via una girata più rumorosa. Donc, né en Italie en 1955, et il était destiné à une carrière de vétérinaire, mais il a trouvé que la vie manquait de goût, alors il a décidé de prendre un virage plus bruyant. C'est un musicien. Attends, je t'ouvrirai, on verra. Faut attendre. Tu veux dire ça, toi? Un'idea. Berlusconi? Berlusconi. No, non cerchiamo mica Berlusconi. È più anzianetto. Il se fait refaire, donc. Il en paraît 62. Fait refaire, mais ça ne le rajeunit pas pour autant. Il est né au XVIIIe siècle, on cherche quelqu'un du XXe. Un altro indizio, faccio 50 punti. Nato ad Elmo Fornaciari, sono sempre stato affascinato dagli Stati Uniti e a musica blues. Si dice spesso, ha un diavolo addosso e io che porto sempre un cappello. Zucchero. Zucchero. Perché zucchero? Perché mica. Per un cappello. Ah, un cappello? È vero. Zucchero a un cappello. 55, un cappello. E può darsi che ha casata di Fornaciari. Oui. Può darsi, eh? Allora ascoltiamo. Zucchero Fornaciari, risposta buona. Bravi. E aveva cominciato a fare studi veterinario e poi dopo ha scelto la musica, ha aperto in America, gli piaceva assai il blues e poi ha conosciuto il successo con Il diavolo in me e l'abbiamo visto in patrimonio in poco fa, qualche anno fa. Dunque, importante di noi a dire che Henri Padovani, il primo chitarrista di Police, l'ha coachato, è stato il suo manager per un pochi anni. Zucchero, le blues all'italiana. Aveva scritto una canzone con il titolo più lungo della storia della musica italiana. Allora? Il titolo si chiama Solo una sana consapevole libidine salva il giovano dallo stress e dall'azione cattolica. Era il titolo della canzone. Lei ha scritto le parole, c'est le titre. Ha fatto così. Allora, bon, avete 90 punti, ma un 130 punti sono i nostri sabientoni di stasera. Bravi. Bravo les filles. Merci à vous. Ma sapete, i regali ce n'è per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto pia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, bella partita e sarà forse l'occasione di una rivincita. Perché mica? Voglio ringraziare il pubblico di stasera e le nostre due squadre, a me, Sabientone a me, Patrizia. Da qui una stondetta l'informazione, chi volta non sta via, Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao!